Saporiti prosciutti istriani, annaffiati da un buon bicchiere di vino come il Malvasia, ma soprattutto i piatti serviti in tavola agli ospiti all'agriturismo Jadrucchi da Dario e Marco Simonovic, sono una garanzia che viene tramandata da generazioni. Nel cuore dell'Istria, a pochi chilometri da Parenzo, tra Visinada e Visgnano, si trova la località dei Jadrucchi, che ha lo stesso nome del caratteristico agriturismo gestito da anni dalla famiglia Simonovic, che sa offrire tante specialità della cucina casalinga. Un agriturismo che è anche un punto d'incontro tra buongustai e amanti della buona cucina, in una caratteristica località incastonata nel verde della natura istriana, dove il vino e il prosciutto fanno da padroni grazie ai particolari ambienti su cui si trovano le vigne e gli allevamenti dei maiali. In questo contesto, Dario Simonovic da anni produce il vino con il quale ha ricevuto i consensi ed attestazioni in tante occasioni, come si vede dai diplomi e dagli attestati ottenuti negli anni. Dario Simonovic, azienda agricola degli Jadrucchi. Azienda iniziata negli anni? Abbiamo cominciato a fare nel 91, però devo sempre dire che anche i miei genitori, mio padre e mio nonno facevano vino, diciamo, da sempre da noi in Istria. Noi non siamo grandi produttori, produciamo per i nostri bisogni qua in ristorante, nell'agriturismo, e in più abbiamo qualcosa anche da vendere fuori, circa si tratta di 150 ettolitri. Con la vostra produzione ha ricevuto anche diversi premi negli anni. Sì, qualcosa abbiamo preso. Nel Vino Istria c'è a Gracis, c'è Mostra dei Vini del Centro Istria, là diciamo andiamo noi ogni anno e qualcosa anche abbiamo preso. Le specialità sono soprattutto i tradizionali piatti di carne, ma anche i primi piatti dove primeggiano i fusi fatti a mano, che si possono gustare con il tartufo o con la carne del bue istriano Boscarin, così anche nei piatti di gnocchi, una cucina ricca di sapori che viene espressa nei piatti serviti in tavola, così come i salumi che sono preparati nell'azienda agricola nel villaggio di Jadrucchi. In un ambiente tipico istriano, l'agriturismo è in grado anche di offrire il soggiorno con appartamenti che possono ospitare 4 famiglie. Secondo la stagione, l'agriturismo sa offrire ogni giorno pane fresco fatto in casa, formaggio, prosciutto, tartufi, minestra istriana con bobici, salsicce e poi ombolo di maiale, selvaggina, carne alla griglia. Ma secondo la stagionalità si può gustare anche gli asparagi selvatici, i funghi dei boschi, varie insalate e i tipici dolci istriani. Quali sono i vini più premiati rispetto ai premiati? È stato Cabernet con premio d'oro, con medaglia d'oro. Un riconoscimento alla produttività, quindi all'impegno dell'azienda? Sì, diciamo che è molto soddisfacente. È premiato ancora anche Merlot e Chardonnay, però il migliore sto anno è venuto Cabernet. L'azienda ha anche agriturismo con camere, oltre ad avere chiaramente il ristorante. Esatto, abbiamo 4 appartamenti, pensiamo di fare ancora un 4-5 camere con tempo, e più abbiamo anche produzione dei propri prosciutti e salami tipici istriani. Tra i piatti più caratteristici che la clientela chiede, quali sono della vostra? Da noi il 99% prendono questi nostri prodotti dei salumi vari, prosciutto, che facciamo noi in casa, pancetta, e dopo facciamo pasta in casa, più gnocchi fusi, e noi abbiamo i sbiricci con funghi e tartufo. E anche, devo dire, ultimamente va molto in moda, anche sono abbastanza buono, gnocchi con Boscarin, che sarebbe bue istriano vecchio. Una parte predominante della produzione sono naturalmente i prosciutti e gli insaccati, garantiti dal marco Prosciutti Istriani, che raggruppa una serie di produttori di qualità del territorio istriano che garantiscono la qualità e che vengono serviti in tavola accompagnati dalle olive istriane, che sono sinonimo di qualità per il raffinato olio che si produce e che mettono i produttori istriani al primo posto in campo europeo. Ma per tornare al prosciutto e gli insaccati della produzione dell'agriturismo, ecco alcune immagini che sintetizzano la produzione dell'azienda di Marco e Dario Simonovic a Jadrucchi, il quale ci descrive le qualità delle produzioni e dei segreti delle loro ricette e che vi aspetta per assaggiare queste specialità culinarie. Ora anche una qualificazione per il prosciutto istriano. Esatto, sto anno abbiamo ottenuto anche il marchio del prosciutto istriano.
Che significato ha? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che altri prosciutti che prima venivano in Istria venduti come prosciutto istriano, però non c'erano istriani, venivano Non si sa dove. non si sa dove, e venivano venduti come prosciutto istriano, e adesso mi penso con questo poi avanti non si potrà. È un marchio che qualifica e vuol dire una garanzia per il consumatore. Esatto, Per dirle questo. di qualità, ed è anche perché è prodotto qui, è un prodotto che diciamo per un cliente è una garanzia che il prosciutto è soprattutto istriano, prodotto in Istria. Prima di lasciare il villaggio di Iadrucchi e i suoi piatti tipici, con l'impegno di tornarci a mangiare in un ambiente caratteristico istriano, che presto sarà anche arricchito di una piscina per dare maggiori comfort agli ospiti, vogliamo anche segnalare 2 località vicine che danno un tocco di genuinità ai prodotti e ai locali, quello di Bruno Ferenac con i suoi vini dell'azienda che si trova a Ferenci di Visinada, per poter gustare qualche calice di Malvasia, e la casa del prosciutto della famiglia Fatoric, sempre a Ferenci di Visinada, per scoprire i gusti del tradizionale prosciutto istriano in un ambiente tutto da riscoprire. Bilo lito ili zima, meni sve je isto, moju dušu vino hladi, grije rakija, morski vuk bez broda svoga znadi mu je misto, tako me je život učija, i nevere i bonace sve u svoje vrime, kapetan sam što sterace plovi morima, u bokalu mijenjaju se oseke i plime, to je moja sudbina, ošta, ošta, oštarija, tu me čeka kompanija, kad se pjeva, kad se slavi, tu se na sve zaboravi, ošta, ošta, oštarija, tu sam mladost ostavija, bija sretan, tužan bija, tu je oštarija. Bilo lito ili zima, meni sve je isto, moju dušu vino hladi, grije rakija, morski vuk bez broda svoga znadi mu je misto, tako me je život učija, i nevere i bonace sve u svoje vrime, kapetan sam što sterace plovi morima, u bokalu mijenjaju se oseke i plime, to je moja sudbina, ošta, ošta, oštarija, tu me čeka kompanija, kad se pjeva, kad se slavi, tu se na sve zaboravi, ošta, ošta, oštarija, tu sam mladost ostavija, bija sretan, tužan bija, tu je oštarija, ošta, ošta, oštarija, tu me čeka kompanija, kad se pjeva, kad se slavi, tu se na sve zaboravi, ošta, ošta, oštarija, tu sam mladost ostavija, bija sretan, tužan bija, tu je oštarija, bija sretan, tužan bija, tu je oštarija.
Una settimana di tempo, senza una meta precisa. Un'auto come compagna di viaggio, ma con le idee chiare. Scoprire angoli insoliti di panorami mozzafiato, che la terra croata è in grado di offrire. Un modo efficace per apprezzare anche i sapori del luogo ci ha spinto ad inoltrarci in questa mission. La voglia di conoscere questa terra, ricca di storia, che lega il passato anche alle Repubbliche di Venezia, la Serenissima, attraverso i simboli come il Leone di San Marco. Tutto ciò ci ha incuriosito, non poco. Siamo partite dall'entroterra del Parentino, dove da molti anni soggiorniamo durante le annuali ferie estive. Con destinazione sud, ma con una meta che ha spinto la nostra curiosità ad inoltrarci in terra dalmata per una settimana. Un viaggio interminabile di 1500 km più o meno, tra andata e ritorno, con il chiaro intento di scoprire e conoscere luoghi unici attraverso un collage fotografico che vi proponiamo. Un'interminabile carrellata di suggestive immagini, catturate in pieno Covid-19 nel mese di luglio 2020. Prima tappa, nella costa dalmata, dopo aver lasciato alle spalle la città di Fiume, ovvero la penisola istriana ed il suo capoluogo Pola, è stata la cittadina di Segna, Segni in croato, che ci ha fatto da apripista alla nostra curiosità e per la lunga escursione. La cittadina si trova di fronte all'isola di Veglia, dove la Bora soffia costantemente, dove si può visitare il castello con la torre Neai a mo' di fortezza, situata su di un colle a pochi passi dal centro della città. All'interno si trova anche un museo dedicato agli scocchi, ovvero i famosi pirati che occuparono la cittadina sino al 1617, poi passata sotto il dominio dei veneziani. Nella prospicente area verde, a 2 passi dal mare, c'è il Velebit Park, un panorama unico, così come il ponticello sospeso nella adiacenza del parco. Luogo incantato è anche il molo principale con il faro, così come pure il punto da cui osservare il tramonto. Poi un piccolo stop alla vicina Karlovac, con acqua del mare super cristallina. Seconda tappa è stata Zadar, famosa per le sue fortificazioni, dichiarata anche patrimonio dell'UNESCO, per i luoghi di interesse più moderni come l'Organo del Mare, costruito nel 2005 con 35 canne che producono altrettanti suoni diversi. La cattedrale di Santa Anastasia e la chiesa di San Donato meritano una sosta, così come il foro antico con le sue rovine nella passeggiata costiera, con il mercato e i panorami unici. La terza tappa è stata la città di Spalato, Split, una delle città più popolate della Dalmazia ed una delle mete turistiche più ambite, quindi da visitare assolutamente, come il palazzo di Diocleziano per la sua imponenza nell'incastonatura tra le mura della città vecchia. Il mercato locale, composto da un vastissimo assortimento di bancarelle, il porto dove è possibile fruire dei traghetti verso le tantissime isole dalmate, come Lissa, Vis, che abbiamo visitato, da dove partono anche quelli per raggiungere il porto italiano di Ancona. Abbiamo visitato le 3 spiagge locali. Dal porto moderno è anche possibile osservare gli splendidi tramonti. Un'altra tappa, quanto mai gradita, è stata quella di Gradac, una cittadina incastonata tra il mare e le montagne, in cui è possibile immergersi nello stile di vita locale e poi, volendo, imbarcarsi per l'Esina. Forse non è una località molto conosciuta, ma sa offrire la possibilità di rilassarsi e di esplorare ambienti diversi da non dimenticare. Il porto locale, con il suo lunghissimo molo per ormeggio delle imbarcazioni ed un mercatino, sono di grande richiamo. Il lunghissimo tratto di spiaggia sassosa offre una visuale inedita con le sue stelle marine. Alle spalle del porto si osservano le vette conosciute, Odar, Grabovica e Mejatovac. Una delle ultime tappe è stata Cetina, dove prende corpo il fiume omonimo che scorre per oltre 100 km nel territorio croato, a partire dal monte Dinara, a 385 metri sul livello del mare. L'obiettivo era andare a visitare la sorgente Izvorzetine, distante una quindicina di chilometri dalla Bosnia-Herzegovina. Un punto in cui si origina il fiume ed un lago, purtroppo poco conosciuto. Realtà che viene ricordata con il nome Occhio della Terra, ovvero un luogo degno di nota, decretato luogo protetto solamente dopo il 1970. Un bacino profondo 115 metri, da cui sgorga acqua cristallina.
Nell'area del lago è inoltre possibile incontrare una vastissima varietà di farfalle ed insetti. Da ricordare anche la serie delle 3 cascate poco distanti dalla sorgente. Posti isolati, immersi nella natura e perfetti per un picnic o una pausa rilassante. Tra le curiosità, l'acqua del fiume viene prelevata per essere utilizzata per il commercio dopo la purificazione. Ultima tappa è stata quella di Perusic, sotto il comune di Segna, nel suo entroterra, dove abbiamo visitato l'omonimo lago ricco di trote e rane, e anche il fiume Garca, il quale si estende poco a nord dell'autostrada A1. Luoghi ideali per respirare aria pulita e per lunghe passeggiate a fianco ai corsi d'acqua, ma anche per scattare foto panoramiche. Prima di ritornare verso il Parentino, una sosta d'obbligo è stata fatta a Porto Carnizza, sulla sponda est dell'Istria, per una nuotata in mezzo alla baia nell'acqua azzurra e prepararci con il pensiero rivolto a casa, ma con tante nozioni e rimpianti, per non aver osato oltre, per visitare un altro pezzo di questo meraviglioso angolo d'Europa. Un caro saluto a Alessia ed Emi. At times, something wakes you up and helps you find the importance of life. The fastest way to someone's heart is always through their stomach.
Use hands like a child. Good mood is good food. Rest often, even if you're busy. You'll discover something great. We're local tastes out of this world, where tradition grows stronger when selflessly shared, where all meals are cherished because of the barren land in the past. Try the richness of homemade. Enjoy food directly from nature. Get a taste of life that is free.